Buongiorno e ben ritrovati. Cosa si fa quando si finisce di cenare? Questo infatti è un momento molto critico e può creare anche imbarazzo se non è gestito nel migliore dei modi. Dopo aver portato il dolce ed eventualmente la frutta, i padroni di casa inviteranno i loro ospiti a seguirli in salotto. Il caffè infatti non dovrebbe mai essere servito a tavola, ma dovrebbe essere bevuto in salotto, anche se questo è un modo che però si sta perdendo nelle nostre abitudini. È però sempre una parte molto essenziale dell'ospitalità per cui va curata con particolare attenzione. Dopo il caffè verranno serviti i liquori e anche qui dobbiamo stare attenti però alla giusta temperatura, perché alcuni liquori vanno serviti, alcuni amari soprattutto, vanno serviti freddi. Serviremo poi un whisky e anche dei liquori dolci tipo un limoncello e un mirto. Circa un'ora dopo il pranzo o 2 ore dopo la cena è cortese offrire agli ospiti una bevanda dissetante, una bevanda analcolica oppure semplicemente dell'acqua, magari accompagnata con dei biscottini o dei cioccolatini. Questo gesto costituisce implicitamente il segnale del commiato, a meno che i padroni di casa non siano loro stessi a invitare gli ospiti a trattenersi per una partita a carte, per un gioco di società. Questo significa che i padroni di casa dovrebbero stoicamente resistere davanti all'insonne che li intrattiene fino all'alba, oppure al gaudente che alle 2 di notte propone una bella spaghettata aglio, olio e peperoncino. Ho detto dovrebbero perché se educatamente i padroni di casa accennano che all'indomani devono alzarsi presto, oppure che i vicini di casa allo scoccare della mezzanotte non gradiscono rumori, ovviamente il galateo non ha nulla a che ridire, sperando che i nostri ospiti comprendano e capiscano che è il momento di congedarsi. È questione ovviamente di buon senso. Mai accomiatarsi dicendo tolgo il disturbo, perché se avessimo avuto timore di disturbare non avremmo nemmeno dovuto recarci in quella famiglia, in quella casa. Piuttosto è meglio dire si è fatto tardi, devo andare. A queste parole i padroni di casa risponderanno ma deve proprio, non si può trattenere ancora un po'. Ma l'ospite con uso di mondo sa che questa è una pura formalità e quindi ringrazierà e chiederà eventualmente il cappotto. Ovviamente i padroni di casa accompagneranno l'ospite o all'ascensore e aspetteranno finché la porta dell'ascensore si richiuda, oppure se gli ospiti scenderanno a piedi le scale, aspetteranno prima di richiudere la porta che l'ospite abbia fatto la prima rampa di scale. I doveri dell'ospite garbato comprendono un'appendice successiva. Entro 24 ore l'ospite ringrazierà i padroni di casa. Se si tratta di un evento particolarmente importante, con un tocco di grazia un po' anacronistico, manderà un biglietto scritto su un cartoncino bianco oppure su un biglietto da visita personale, scrivendo grazie per la bellissima serata e la gradevole compagnia. Per tutte le altre occasioni invece meno importanti va benissimo una telefonata oppure un SMS o una mail.